Bene, penso che mi sentiate tutti. Buon pomeriggio, benvenuti. Saluto e ringrazio l'amministrazione che ci ospita in questa splendida sala. Saluto chi ci segue via Google Meet e chi ci segue via Facebook, c'è la diretta Facebook. Oggi pomeriggio le lezioni sono 3, la prima, tutte e 3 sul periodo veneziano. La prima abbiamo scambiato l'ordine. La prima è quella di Giovanni Tomasi, strutture sanitarie dal secolo XIII al XX. Poi ci sarà il dottor Giampaolo Zagonelli con letteratura vittoriese. Io intanto vi ricordo le regole anti-Covid, ormai le conosciamo a memoria: distanziamenti, non assembramenti, mascherina, eccetera. Do a lettura del curriculum di Giovanni Tomasi e del dottor Palugan, che hanno fatto insieme questo lavoro che poi ci sarà appunto sul volume Storia di Vittorio Veneto. Giovanni Tomasi, laureato in medicina e chirurgia, ricercatore negli archivi e sul campo, si occupa di linguistica, etnografia, storia e storia dell'arte, con all'attivo 20 monografie e 70 articoli, fra cui parecchi su riviste specializzate. L'area di interesse immediato è il Veneto settentrionale e i dintorni. Giuseppe Palugan, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Padova, specializzato in anestesia e rianimazione presso la stessa università. Appassionato bibliofilo, è cultore di arte e storia locale. Dal 1998 collabora con la rivista Storia Dentro e di Conegliano, giusto? Conegliano. E dal 2015 fa parte del comitato scientifico del periodico annuale Archivio Storico Cenerese. Ecco, ora ascoltiamo le strutture sanitarie. Parlerà Giovanni Tomasi. Ci sentite? Ci sentite? Sì. Un po' più lontano così. Allora, nel tardo Medioevo tutte le comunità di una certa importanza avevano un medico stipendiato dalla comunità stessa. Era con un contratto detto condotta, in cui veniva specificati il pagamento, quanto doveva prendere all'anno, quanto durava la sua condotta, diritti e doveri dei due, comunità e medico. E con questo sistema abbiamo tutta una serie di medici sia a Ceneda che a Serravalle. A Ceneda sono documentati abbastanza presto, nel 1207, Serravalle un secolo dopo, nella prima metà del 300. Questi medici erano medici di medicina generale, non erano chirurghi. I chirurghi avevano tutta un'altra via. Vi ho fatto vedere, questo è una xilografia, cioè un'incisione su legno, tratta dal fascicolo di medicina del 1494, stampato a Venezia, un libro bellissimo sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista illustrativo. Qui vedete un medico che sente il polso del paziente, lo vedete, mentre con l'altra mano si porta alla bocca e al naso il pomum ambre, cioè un batuffolo di tessuto imbevuto di profumi. Questo per sterilizzare l'aria in maniera che non potesse respirare miasmi di vario genere. Di batteri e di virus non ne sapevano niente, ma sapevano che tramite il contatto anche aereo si poteva essere infettati. Ai lati del medico ci sono due servi con lunghe torce accese, perché le torce accese, che sono resinose, secondo loro potevano abbassare l'infettività dell'aria, quindi diciamo simile al pomum ambre. Uno dei due servi, lo vedete, quello di sinistra, porta un cestello nel quale c'è la matula. La matula è un recipiente in vetro che conteneva le urine del paziente,
che erano gli unici esami di laboratorio che un medico all'epoca poteva fare, di laboratorio nel senso solo visivo ovviamente, tutto al più poteva assaggiarla per sentire se c'era del diabete mellitus. Non erano chirurghi questi medici, non come adesso che è medicina e chirurgia, andiamo prossimo, anche se all'università avevano visto delle dissezioni. Qui vedete, è sempre tratta dal fascicolo di medicina, c'è un peritosettore che sta aprendo le visceri per far vedere tutti gli organi interni, siamo all'università qui, sopra c'è il professore che insegna a tutti gli studenti che sono qui, che stanno facendo un'autopsia. Autopsia vuol dire vedere coi propri occhi, quindi vedono coi propri occhi e quello che il professore seduto sullo scranio insegna, quindi tutti gli organi interni e eventuali malformazioni. Abbiamo detto in generale di questi medici, adesso passiamo all'altra figura istituzionale che sono i chirurghi. I chirurghi non studiavano, non esisteva una laurea in chirurgia, quindi dovevano mettersi presso un chirurgo già abbastanza famoso e per un po' di anni seguirlo, fare una specie di garzonato, dopodiché cominciavano anche loro a fare la loro professione. Abbiamo notizie di chirurghi abbastanza presto a Serravalle, cioè al 300, e molto più tardi a Ceneda. Anche questi avevano le loro condotte, che a Serravalle sono documentate a partire dal 1517. Un chirurgo poteva fare lavaggio e sutura delle ferite, poi salassi, cavar denti e poteva essere, almeno a Serravalle, di ausilio al medico, perché era specificato nelle loro condotte, nel caso di angine, tonsilliti e laringiti. Quindi in questi casi il medico chiamava il chirurgo perché poteva fare anche una tonsillectomia. E sia per quanto riguarda i medici, sia per quanto riguarda i chirurghi, si sono formate delle dinastie, delle famiglie locali che facevano quel mestiere. A Ceneda ci sono i del Giudici della seconda metà del 400 che poi emigreranno a Conegliano. Nel 500 ci sono i Gandini che sono di origine bergamasca ma abitavano qui a Ceneda e anche loro una dinastia di medici. E più tardi avremo i Marchetti dal 1820 al 1920 circa. Questi sono sanitari a tutto tondo, nel senso che ci sono medici, farmacisti e veterinari. E per finire i Carnielli, dal 1836 al 1939, per oltre 100 anni, sono stati professionisti medici qui a Ceneda. Lo stesso succedeva per i chirurghi, di padre in figlio si tramandavano il mestiere. Poi, come terza, diciamo così, figura c'era il farmacista. Il farmacista si chiamava all'epoca aromatarius o speziarius, che vuol dire la stessa cosa, cioè chi vende aromi o chi vende spezie, perché tutta la farmacopea si basava specialmente sull'utilizzo di vegetali. Sono documentati a Serravalle già abbastanza presto, perché i primi sono del 200, e nel primo 600 a Serravalle c'erano 6, che sono parecchie farmacie, chiamiamo così, spezierie, insomma, che poi ha dato diretto alle speziere, farmacista. 6 spezierie, mentre a Ceneda solo 2. Sembra una cosa strana perché avevano più o meno lo stesso numero di abitanti le due cittadine, però tenete presente che a Serravalle c'era un traffico impressionante di gente che andava da nord a sud e anche da est a ovest. Per cui c'era un passaggio continuo e c'era bisogno di più farmacisti, tra virgolette. Ultime figure presenti sono le levatrici. Le levatrici sono documentate nel 500, dovevano avere il permesso del parroco, diciamo, perché aveva per la moralità, tanto per cominciare, ma poi potevano anche impartire il battesimo, il pericolo mortis al neonato. Ultimi, i veterinari.
I veterinari già nella prima metà del Cinquecento a Serravalle sono documentati dei maniscalchi veterinari, cioè maniscalchi perché erano quelli che ferravano gli animali. Tenete presente che non si ferrano solo i cavalli, anche i muli e anche i bovini vengono ferrati, e per cui c'è bisogno di maniscalchi praticamente molto esperti nelle malattie, nella cura delle malattie del cavallo, si chiamano veterinari. Quelli di Serravalle è la documentazione più antica in Italia fino a questo momento, nel senso che nel resto d'Italia i veterinari cominciano a comparire alla fine del Cinquecento, cioè una sessantina di anni dopo. Queste sono le figure principali. Adesso andiamo a studiare le strutture. Le strutture prima di tutti sono gli ospedali. Loro li chiamano ospedali, per noi sono ospizi, nel senso che erano solo per i poveri. Chi non era povero si curava a casa, solo per i poveri anziani o poveri malati. Quindi in pratica sì, loro li chiamavamo ospedali, sono ospizi. Andiamo avanti. I due principali erano quello di Meschio, Santa Maria di Meschio, che lo vedete qua. Questo naturalmente è una costruzione della metà dell'Ottocento, ma ingloba il vecchio ospedale, che era vicino alla chiesa di Santa Maria di Meschio e tenuto dalla potente confraternita dei Battuti. Andiamo avanti. Lo vedete, questo è quello di Serravalle, c'è la chiesa di San Lorenzo, lì c'era Santa Maria, qui c'è San Lorenzo, dietro c'è l'ospedale, anche questo diciamo moderno, nel senso che ottocentesco, e tutti e due, anche questo era tenuto dalla confraternita dei Battuti, tutti e due sono documentati nel primissimo 300 e secondo me l'ospedale di Serravalle si può anche retrodatare alla fine del 1298. Andiamo avanti. Ecco, questo è il simbolo della confraternita dei Battuti. Voi vedete c'è scritto SM, Santa Maria, con in mezzo c'è il flagello con il quale i battuti si chiamano battuti proprio perché si battevano con quella specie di frustino metallico che vedete lì, e questo è lo stemma è sull'ospedale di Serravalle. Sempre a Serravalle c'era un altro ospedale, diciamo così, nel borgo superiore presso la chiesa di San Nicolò. La chiesa di San Nicolò era vicino alla chiesa di San Giovanni, lo conoscete tutti, San Giovanni a Serravalle, e aveva un ospedale annesso documentato perlomeno fra la seconda metà del 3 e il primo quarto del 400, ma sarà stato anche molto più antico, ma non abbiamo documentazione. E sempre a Serravalle e sempre nel borgo superiore, nel 1387 una vedova lascia per testamento una stanza della sua casa per fare un ospizio. Quindi in questa stanza la signora lascia 5 letti forniti, cioè letto, pagliericcio, lenzuola, cuscino e coperta per 5 poveri praticamente. A Cenere invece anche la minuscola comunità ebraica, diciamo quelle 30 persone, 20 persone che c'erano, hanno un piccolo ospedale anche loro, ospizio, che è sito in via Labbi, vicino, appoggiato alla sinagoga. È una casetta che si vede anche adesso. Di seguito, nel 1851, per lascito di privati, a Cenere viene fatta la casa di riposo, diciamo, per anziani, e nel 1855 anche un ebreo per testamento lascia per costruire una casa di cura per anziani ebrei. Quindi come vedete la città era dotata di un certo numero di ospizi sempre e solo per poveri. Quindi anche un valore sociale, oltre che sanitario. Adesso vediamo i casi particolari. Queste sono le strutture principali. Strutture principali, tenete presente che al monastero di San Girolamo, dalla fine del Cinquecento, è attestata anche un'infermeria. Quindi veramente Serravalle aveva
4 ospizi e un'infermeria, quindi sono abbastanza cospicuo come... Io vado avanti. Adesso passiamo ai momenti critici, cioè le pandemie come adesso. La sanità faceva allora le stesse cose che facciamo adesso noi, cioè non siamo andati avanti su questo, su quello che è la cura di queste malattie. Adesso sappiamo tutti dei batteri, dei virus, abbiamo gli antibiotici e tutto il resto, ma ci comportiamo come loro. La prima struttura, quando capitava un'epidemia, era fare il lazzaretto. Lazzaretto, il primo al mondo, o comunque il primo in Europa, è stato fatto a Venezia nel 1423, vicino alla chiesa di Santa Maria di Nazareth, e questo Nazareth ha dato il nome lazzaretto. La struttura e il nome sono stati poi espansi a tutta Europa, per cui in molte lingue europee il lazzaretto si chiama sempre lazzaretto o simili. Deriva da una parola veneziana, l'uso e la parola. Questo è il lazzaretto di Vittorio Veneto. Si trova a Costa, vedete la via del lazzaretto, e si riferisce a un lazzaretto fatto in epoca austriaca nel 1836, quando è cominciata l'epidemia, la grossa epidemia di colera. Comunque abbiamo documentazioni già del 1240 dei male ablatis de Costa, quindi vuol dire che già nel 200 i serrapalesi il lazzaretto lo mettevano a Costa, che in effetti è un po' lontano dalla città vera e propria. Praticamente funzionava così: c'era una struttura con delle grandi camerate, venivano messi tutti i malati epidemici, diciamo, si portava loro da mangiare, da bere, legna per scaldarsi, c'erano le attrezzature, passava il medico ogni tanto, e stavano lì per un periodo che in dialetto veneziano si chiama quarantena, che vuol dire 40 giorni, in origine voleva dire 40 giorni, e anche la quarantena passa poi a tutto il resto dell'Europa. Come vedete, da questo punto di vista Venezia era più avanti rispetto al resto degli stati europei. Adesso funziona uguale, perché quest'anno l'ospedale di Vittorio Veneto è diventato Covid. Tutti gli ammalati andavano lì. La quarantena viene ridotta a 15 giorni perché abbiamo idee un po' più chiare, ma fondamentalmente ci si comporta oggi come allora. E oggi come allora ci si comportava anche sulle vie di traffico. Sulle vie di traffico, quando c'era il pericolo di epidemia, sulle vie che portavano a altre zone, venivano eretti dei restelli, i cosiddetti restelli di sanità. Questo è il restello di Serravalle. Vedete la via del restello, si trova sul lago di San Floriano, più o meno di fronte alle centrali. La fotografia di pochi giorni fa, approfittando della giornata. Funzionava così: quando c'era il pericolo di un'epidemia e quindi bisognava bloccare tutta la gente infetta che arrivava per non portarla in quella zona, la comunità obbligava a costruire un restello che è un cancello che attraversava la strada, veniva chiuso, c'erano delle guardie, 2 o 3, dipende dalla grossezza, dall'importanza del traffico, diciamo, che potevano anche dormire lì, un casottino che stava vicino al restello, e chiedevano a tutti quelli che arrivavano la fede di sanità, cioè un documento individuale rilasciato dalla comunità di partenza per stabilire che la persona non era infetta. Non ne ho trovato una di Serravalle Ocenda, ma quella che vedete è di Zumelle, cioè di Melle. Comunque sono tutte uguali, e sono tutte uguali a partire del 500, questa è del 1714. Sono fatti così. In alto c'è il leone che vuol dire Repubblica di Venezia, perché queste funzionavano anche ai confini. Se uno doveva andare a Ferrara, a Mantova, a Trento o a Gorizia, cioè uscire dallo Stato, presentava la sua diciamo così, fede di sanità, che stabiliva che veniva da Venezia. All'interno del territorio veneziano c'era lo stemma in questo caso di Zumelle, ma ogni comunità aveva lo stemma. Di solito c'era
un santo protettore contro le epidemie, che è San Rocco, e in più a Melle hanno messo San Fausto perché è il protettore di Melle. Sotto c'è una scritta che più o meno recita così: si stabilisce che la persona che è portatore di questa carta, per grazia di Dio, non è malato, quindi potete farlo entrare. E sotto ancora, questa è stata non utilizzata ma preparata, vedete che c'è nome e cognome, in questo caso Giovanna Busana, l'età 36 anni, la statura media e il pelo, cioè i capelli neri. Chiaramente carte di identità non ne avevano, ma almeno questo ti dava sesso, nome, cognome, altezza e colore dei capelli, era abbastanza indicativo. Nelle righe più sotto di quella che vi ho detto prima, c'è come funziona, e funziona abbastanza bene, diciamo. Cioè questa fede di sanità vale 3 giorni da quando è stata vidimata, in questo caso nel marzo del 1614. Quindi tu, se erano passati 3 giorni, non ti potevi più muovere da Melle e casomai se dovevi uscire te ne dovevi andare a fare un'altra. Se dovevi uscire per andare da qualche altra parte, ti portavi questa e al rastello successivo fatto dalla comunità successiva ti facevano una firma, dicevano noi garantiamo che questa persona sana è passata di qua e è andata tale e tale. Mettiamo che uno da Melle doveva venire a Serravalle, usciva dal territorio di Melle, entrava a Trichiana, che era Podesteria di Belluno, quindi altra comunità, e di qualcuno gli firmava questo pezzettino di carta. Poi per il passo di Frascon, che oggi è noto come Pian delle Femmine, che è sopra le Rovine, c'era un rastello di sanità tenuto dai regolieri di Rovine, e quelli scrivevano è passato in data tale e tale. Dopodiché questo arrivava a Serravalle, che non faceva parte dello stesso distretto, diciamo, di Cenere, di Rovine, però utilizzavano delle strutture in comune, e quindi poteva stare qui se qui doveva venire, o se doveva andare a Cordignano aveva altri 3 giorni di tempo per arrivarci, se no scadeva la sua fede di sanità. Più semplice del previsto e molto pratico, dati i tempi. Ecco, se non funzionava nessuna di queste strutture, cioè la prossima si pregava i santi. Questi sono 2 santi contro le malattie infettive, epidemiche, quindi uno è San Rocco, che vedete fa vedere proprio la gamba con la ferita, che è una ferita infetta, e San Rocco è un santo tardivo della metà del 300, quindi comincia a entrare nel 400 e convive per un paio di secoli con il precedente santo contro le malattie infettive, che è San Sebastiano. San Sebastiano è stato colpito da molte frecce, però se voi togliete le frecce resta buchetto rosso che simula petecchie o cose del genere, quindi era utilizzato come santo contro le malattie infettive. Ecco, questo sono, diciamo, più o meno tutte, sia i professionisti sia le strutture. Siamo andati avanti con questo sistema fino all'inizio dell'Ottocento. Nel 1814 il Veneto viene annesso all'impero austriaco e quindi immediatamente entra diciamo quella che è la legislazione austriaca. Tenete presente che alla fine del 7 e anche nella prima metà dell'8 i 2 stati più evoluti dal punto di vista sanitario in Europa sono l'Austria e la Francia, quindi immediatamente è entrato qualche cosa di moderno. Anche gli austriaci avevano le condotte, ma non erano la condotta solo di una città come era o Serravalle o Cenere, il territorio non aveva niente. Ogni comune doveva avere 4 condotte, e precisamente la condotta medica, la condotta chirurgica, la condotta veterinaria e la condotta mammana, vuol dire la condotta delle levatrici. Funzionavano come prima, cioè era un contratto in pratica fra il comune e il professionista.
Chiaramente pagare 4 stipendi era un problema, per cui c'era la possibilità per i comuni molto piccoli di consorziarsi con i comuni confinanti, per cui aveva magari un unico medico oppure un unico veterinario, lo stipendio veniva ridotto in base al numero di abitanti, quindi era una cosa abbastanza funzionale. La legislazione sulle condotte austriache è abbastanza complessa e soggetta a numerose revisioni. L'ultima è del novembre del 1858 e è molto avanti con i tempi. Per la condotta medica era necessario che il candidato, perché era un concorso, diciamo, doveva portare la laurea e l'abilitazione, e questo era anche prima, e questo era anche in epoca veneziana, diciamo, ma doveva aver effettuato, questo è veramente un cambio, almeno 10 anni in ospedale, quindi doveva avere un certificato che diceva che lui era stato per 10 anni, perché stando in un ospedale, lavorando in un ospedale, vedeva una casistica enorme, quindi poteva aver visto quasi tutto quello che poteva capitare. E poi ultimo, e questo era a tutela del comune, lui vinceva il concorso, veniva stipendiato, ma il comune si riservava, questa era la legge austriaca, si riservava 6 anni di tempo per vedere se dargli il posto definitivo o no, cioè in pratica si prendeva 6 anni per vedere se era un buon medico o no, che questo era una notevole facilitazione per le strutture comunali. Nel 66 siamo stati annessi all'Italia. L'Italia era molto arretrata da questo punto di vista, non c'erano i condotti. Cominciano a parlare e deliberano nel 1876 di fare anche qui la struttura col medico condotto. Però voi avete presente l'Italia di oggi, l'Italia di allora era uguale. Per cui c'era la burocrazia, mancavano tutta una serie di adempimenti, non c'erano i criteri, non erano stati fatti chiari i criteri per l'assunzione, quindi si passa altri 12 anni, si arriva al 1888, prima che parta il progetto medico condotto, medico tutti gli altri, veterinari, eccetera. E la storia del medico condotto è durata fino al 1978, da allora adesso noi siamo con medico di base o medico di famiglia che si voglia. Qui a Vittorio Veneto nel 1867 viene fatta anche la società operaia di mutuo soccorso, per cui i soci di questa società operaia di mutuo soccorso in caso di malattia hanno il medico condotto che va a vederli, ma la società paga loro i giorni di lavoro persi, quindi c'è una tutela sociale anche in più. E a proposito di tutela sociale vi faccio un veloce appunto. Cioè, voi sapete che tutti i nostri territori erano affetti dalla piaga dei trovatelli, che venivano lasciati e portati poi negli orfanotrofi. C'era quello grande di Venezia e noi avevamo quello di Treviso. A tutti questi bambini i parroci davano il nome in antico dal Pio Luogo, poi della Pietà e per finire Casagrande, che erano un marchio per chi li portava, perché tutti capivano che quello era un figlio di NN. Gli austriaci verso il 1830 fanno una legge proprio per il Lombardo Veneto che impedisce questa cosa, cioè non si potrebbero utilizzare quei cognomi. Il parroco dà un cognome a sua scelta e quindi girano parecchi cognomi strani, ma non sono più visibili, diciamo. Un'altra struttura piuttosto interessante è la Società Medica di Scienze Mediche di Conegliano. Nasce nel 1875 su proposta e spinta di un medico di Conegliano e uno di Vittorio Veneto, ma alla quale si aggregano subito anche tutti i medici del territorio e serviva in pratica per aggiornare, per l'aggiornamento continuo dei medici. La società
promuoveva dibattiti, convegni, conferenze, chiamava magari dall'università qualche luminare. Questo è un caso, questo vedete su Scienze Mediche di Conegliano, è un diploma che viene dato a questo professore universitario nel 1876 che sarà venuto a fare una conferenza o qualche cosa a Conegliano. Sempre la Società Medica, quindi è piuttosto avanzata come idea. Nel 1920 cambia nome, diventa Società di Scienze Mediche Conegliano e Vittorio Veneto, e nel 1980, con l'allargarsi dell'ULSS, diventa Società di Scienze Mediche di Conegliano, Vittorio Veneto e Quartiere del Piave. Ecco qua, questa è una medaglia, vedete, è il dottor Salvadore, è una medaglia che viene coniata nel 1985 alla memoria del dottor Salvadore. Sul retro vedete la scritta, cioè Società di Scienze Mediche, eccetera, e l'emblema della società, che è una dissezione anatomica tratta da un libro di Mondino degli Uzzi, un grande medico del tardo medioevo, del 300. La medaglia è stata fatta dal maestro Giuseppe Grava, che è socio del Circolo Vittoriese di Ricerca Storica. Andiamo avanti. Sì, adesso vi faccio una breve carrellata su alcuni dei medici che io e il collega Pino Valodano abbiamo deciso di mettere in quello che vedrete poi. Il primo, non c'entra niente con questo, il primo è il più antico medico di Ceneda di cui noi abbiamo notizie in questo momento, che si chiama Ottone De Collo. De Collo è una famiglia nobiliare molto antica di Ceneda, e questo si chiama Ottone Diodorico Da Collo. È un medico di Ceneda, è documentato dal 1284 al 1287. A Ceneda prima di lui ci sono altri medici, ma non c'è scritto che sono di Ceneda. Questo invece è un cenedese. Un altro che secondo me vale la pena di essere ricordato è Giovanni Stefani. Giovanni Stefani è un bellunese, un medico ovviamente bellunese, vince la condotta qui a Ceneda nel 1625 e sta qui 8 anni, fino al 33. In questo periodo arriva la peste dei Manzoni, diciamo, quella del 1630. Lui si comporta benissimo durante questo periodo particolarmente difficile per la città, talmente bene che il Consiglio Comunale di allora, il Consiglio della Comunità di Ceneda, decide di ascriverlo al proprio consiglio nel ramo dei nobili. Quindi lui da quel momento è nobile cenedese. Nel 1933 parte da Ceneda e va a Venezia, dove sarà documentato per oltre 20 anni ancora, è un medico molto bravo, e nel 1635 fa stampare a Venezia un opuscolo in latino, che allora era come l'inglese per noi oggi, cioè una lingua di cultura, una lingua di scienza conosciuta da tutti. Allora oggi è l'inglese, allora è il latino. Lui scrive un poema in latino che si intitola De Ternis Cenetensis, cioè sulle terme di Ceneda. Non è il primo che scrive sulle terme di Ceneda, perché erano già note nella seconda metà del Cinquecento, ma è il primo che dedica un opuscolo, diciamo, solo e esclusivamente alle terme. E diciamo, credo per questo motivo gli è stata dedicata una via in città. Ecco, poi abbiamo scelto questo signore che si chiama Giovanni Battista Pezzoli, è un personaggio molto interessante, si è laureato nel 1800 e morirà poi a Udine nell'inverno 49-50. Lui è stato direttore dell'ospedale civile di Ceneda, cioè di quello che vi ho fatto vedere prima, e lo scrive lì. Scrive un libro, che è questo, Mezzi di preservazione nei tempi del colera, cioè prima che arrivasse il colera, che è arrivato nel 1936, lui aveva già scritto questo libro, quindi aveva saputo che cominciava a girare da altre parti e l'ha scritto per i cenedesi e anche per tutti gli altri medici. Il libro è stato stampato a Ceneda dai Cagnani
cui il nostro Giampaolo Zagonè sa tutto, sempre in quell'anno 1835. Ecco, lui sarà fino a metà degli anni 40, fino al 46 circa, sarà direttore dell'ospedale di Ceneda, dopodiché passa all'ospedale maggiore di Udine, che aveva anche un reparto orfanotrofio, un reparto, diciamo, per i matti, e sarà il direttore fino alla morte. Quindi è un personaggio notevole, ha scritto parecchie altre robe, ma io ho scelto questo perché parlava proprio di Ceneda. Ecco, fra le altre figure che abbiamo scelto, ecco, questa si chiama Suor Pasqua, ma all'anagrafe Giuditta Capellozza. La suora è stata qui per 51 anni all'ospedale di Serravalle, è arrivata nel 1906 e se n'è andata nel 1957, è andata poi a Verona, lei è veronese. È una figura emblematica della sanità, perché quando per effetto del decreto Cadorna tutti gli uomini, compresi quindi i medici, sono dovuti scappare dall'altra parte del Piave, e l'ospedale è rimasto sguarnito, c'era lei, qualche altra suora, un paio di inservienti e basta praticamente. Lei ha operato chirurgicamente, anche se non poteva farlo, quindi andava contro la legge, parecchi casi nel 17-18. Quando poi la guerra è passata, gli è stata decretata la medaglia d'oro per i beni meriti della sanità. È una figura che vale la pena ricordare, quindi noi abbiamo deciso di parlarne. Andiamo avanti. Ecco, questo è Attilio Gentili, lui è di Cenere e lo vedete qua in questa fotografia a Pozzuolo verso il 1910. Lui è stato laureato in medicina e chirurgia, specializzato a Berlino e dopodiché è tornato in Italia, ha fatto il professore universitario di ostetricia e ginecologia per oltre 40 anni, gli ultimi 25 passati all'Università di Pisa, quindi un'università piuttosto famosa, diciamo. Fra le pazienti che si rivolgevano a lui c'è anche Elena di Montenegro, meglio conosciuta come Regina d'Italia. E, sì, a lui è stata data la medaglia d'oro per la scuola e la cultura nel 1959. Andiamo avanti, e questo è l'ultimo. Questo l'abbiamo messo dentro, lo conoscete tutti ovviamente, è il professor Italo Serafini, è stato primario di ostetricia, di otorrinolaringoiatria per 26 anni qui a Vittorio. Sotto la sua guida Vittorio è diventato un centro nazionale per il cancro della laringe. Lui ha inventato una tecnica chirurgica conservativa nei casi di cancro alla laringe che viene utilizzata ancora adesso, e lui ha portato il suo nome, ma anche quello di Vittorio, a tutti i livelli mondiali. E questa è una medaglia sempre fatta dal nostro socio Giuseppe Grava, la medaglia è in oro e gli è stata donata dall'ULSS quando è andato in pensione, quindi nel 2010. Ecco, con questo io spero di avervi dato una velocissima carrellata su quello che sono state le sanità dal XII secolo oggi. Grazie. Dunque, prima di passare la parola al dottor Giampaolo Zagonel per la letteratura vittoriese, desidero darvi una comunicazione. Sabato 17 ottobre il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche promuove il consueto convegno biennale di ricerca storica. Titolo quest'anno sono Biografie del cenedese dal VI secolo al XXI. Il convegno quest'anno, contrariamente a quanto avveniva in passato, avverrà con la contestuale presentazione degli atti, e questo è dovuto appunto al fatto che siamo stati bravi, grazie, e
comunque non abbiamo potuto, diciamo, presentarlo in primavera. Dunque, il lettore negli atti di questo convegno troverà 19 contributi di autentica ricerca storica, assolutamente nuovi, e sono frutto di anni di lavoro dei nostri ricercatori. Si tratta delle figure di 15 personaggi e le vicende di 5 famiglie, tutte legate al Cenedese, zona tradizionalmente indagata dai ricercatori del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, ecco, e quindi secoli VI-XXI. Saremo in aula magna del seminario vescovile dalle ore 9 alle 18:30, le prenotazioni vanno fatte allo IAT. In ogni caso, quest'anno trasmettiamo anche in diretta il convegno, la mattina del convegno, tramite la tenda TV, quindi chi è a casa e non può intervenire tranquillamente tramite la tenda TV ci può seguire la mattina. Il pomeriggio viene registrato dalla tenda TV, ma non possono trasmetterlo in diretta per altri programmi che hanno, e viene trasmesso nei giorni seguenti. In questo momento non so dirmi esattamente in quali giorni, ma comunque lo comunicheremo. Bene, adesso passiamo alla letteratura vittoriese. Il dottor Giampaolo Zagonel, laureato in economia e commercio, già amministratore delegato di aziende industriali. Ha sempre accompagnato la sua attività professionale con la bibliofilia e gli studi letterari. Oltre a scritti e conferenze varie, ha curato e pubblicato la biografia, la bibliografia e l'epistolario di Lorenzo da Ponte, le monografie di Quirico Viviani e Daniele Francesconi e una decina di altri volumi presso l'editore De Bastiani. È cofondatore e direttore editoriale della rivista Archivio Storico Cenedese. Prego. Parlare di... manca il cappello, se no cambiamo questo. Si sente? No. Adesso sì. Allora, parlare di letteratura vittoriese, questa però è la prima, diciamo, conferenza che riguarda solo il 500, il 600 e qualcosa del 700, mentre la seconda conferenza, che verrà effettuata fra un mese credo, parlerò dell'800 e del 900 fino ai nostri giorni. Quello che è sorprendente è che una comunità come il vittoriese, che naturalmente allora, quando si parla di letteratura vittoriese del 500, si divideva ancora in due comunità di Serravalle e Cenna, quello che è sorprendente è che due comunità così piccole, praticamente di 3.000 abitanti circa ciascuna, abbiano prodotto durante i secoli dei personaggi notevolissimi che città molto più grandi, più popolate della nostra, non hanno prodotto, perché in qualche secolo, in pochi secoli, diciamo nel 500 e 600, noi qui abbiamo avuto Gian Antonio Flaminio, Marcantonio Flaminio, Guido Casoni, Minucci, il Cittolini, eccetera. Quindi praticamente è sorprendente un numero così consistente di personaggi legati al nostro territorio, nati anche qui, ma proprio anche legati al nostro territorio. Per quanto riguarda il 500, il 400, il 500 e il 600, io focalizzerò solo alcune personalità, perché naturalmente a disposizione c'è solo mezz'oretta o poco più. Quindi partirei col dire che il grande sviluppo commerciale e industriale che ha avuto Serravalle all'epoca dal 400 in poi, che quindi ha prodotto ricchezza, e in più contemporaneamente con lo sviluppo dell'umanesimo e del Rinascimento, ha avuto come esigenza da parte della nobiltà e della borghesia
quella di creare i presupposti per l'insegnamento ai propri figli e ai propri ramponi. E solo l'umanesimo ha pensato di dare un'educazione. Prima non era necessario dare l'educazione ai figli, erano quasi tutti analfabeti, fuorché naturalmente i religiosi. E il primo insegnante che la comunità seravalese ha chiamato intorno al 1490 è stato Gian Antonio Flaminio, un signore di 20-21 anni da Imola, che si chiamava in realtà Zarabini, che ha studiato a Venezia, poi prima a Bologna, poi a Venezia, e che a un certo momento, a 21 anni, ha pensato di essere in grado di fare il maestro in qualche comunità del Veneto, e quindi ha fatto richiesta a Serravalle, è stato accolto dalla comunità presentando delle credenziali, e nel frattempo ha cambiato il proprio cognome in Zarabini in un cognome più confacente all'umanesimo all'epoca del Rinascimento, chiamandosi Flaminio, cognome che poi è stato mantenuto dai figli e anche dai parenti. Il Flaminio è arrivato qua intorno al 1490, un po' qualche anno prima forse, e comunque è stato accolto dalla comunità seravalese molto bene, perché pochi anni dopo si è sposato con una certa Vetturia Cenedese, e poi ha avuto anche il figlio Marcantonio Flaminio nel 1498. In realtà lui non ha avuto una continuità di insegnamento a Serravalle, perché poco tempo dopo, prima della nascita del figlio, si è portato ad Imola, a Montagnana. Però è stato richiamato nel 1500 di nuovo a Serravalle e è rimasto fino al 1509. Col 1509 c'è stata la famosa guerra di Cambrai, che ha prodotto dei disastri nel Veneto, l'invasione di Serravalle, e la casa di Marcantonio Flaminio è stata devastata, di Gian Antonio e Marcantonio del figlio, per cui lui ha pensato di ritornare ad Imola. Poi è andato a Bologna, e poi a Bologna praticamente è rimasto vedovo, e quindi in realtà si è legato ai domenicani, e è morto a Bologna nel 1536, e nel convento dei domenicani di Bologna c'è ancora una lapide che lo ricorda. Cosa è rimasto di Gian Antonio Flaminio, del padre, di letteratura? Beh, in realtà lui era oltre che un insegnante, un maestro, è stato un letterato, però ha scritto solo in latino. Le sue pubblicazioni, epigrammi, poesie, una tragedia, sono state sempre scritte tutte in latino e pubblicate solo nel 1515 a Bologna. Però prima di morire aveva già preparato un epistolario, le sue lettere corrispondenti, e che non è stato mai pubblicato durante la sua vita, è stato pubblicato soltanto nel 1744, perché i domenicani di Bologna hanno voluto, là avevano questi manoscritti, che fosse pubblicato. L'epistolario è molto importante perché intanto troviamo un contesto del tempo, insomma, dal 1500 al 1523, perché gli anni dopo non si trovano più lettere. Ma in questa corrispondenza ci sono lettere con dei papi, Leone X, per esempio Giulio II, Alessandro VI, e soprattutto anche col vescovo Grimani, quindi con Angelo Poliziano, con dei personaggi letterari importanti, con Baldassar Castiglione. Quindi praticamente i domenicani hanno pensato di rendere questo epistolario di pubblico dominio pubblicandolo nel 1744. Però anche questo epistolario è scritto in latino, e quindi praticamente oggi il latino non lo legge più nessuno, ma ci sono molte lettere che partono anche da Serravalle importantissime, bisognerebbe qualcuno cominciasse a tradurre almeno l'epistolario di Gian Antonio Flaminio. All'interno di questo epistolario c'è una lettera che ci riguarda, che è la famosa lettera dell'invasione, dell'alluvione del Mesco, che ha prodotto quella esondazione, che ha prodotto l'interramento delle
diciamo di Piazza Flaminio, di tutta Serravalle, che si vede ancora oggi dalle colonne interrate che emergono in modo sproporzionato rispetto all'arco, perché questa alluvione dovuta ad una frana sul lago di Forcal ha prodotto questo e è raccontata da Gian Antonio Flaminio. Tra l'altro, nel periodo in cui è stato a Serravalle si è anche costruita una casa che oggi è in via Casoni, è il numero civico 4042, dove oggi abita la Serena De Stefani, e questa casa è stata anche ristrutturata e c'è ancora lo stemma di Marcantonio dei Flaminio. E quindi, oltre che questo personaggio, abbiamo proprio il luogo dove a un certo momento è vissuto e dove è nato il figlio. Però più importante del padre è il figlio Marcantonio, che è nato nel 1498 e ha avuto la prima istruzione dal padre. Poi però, quando ha compiuto 16 anni, il padre lo ha mandato a Roma a portare omaggio a Leone X, appena eletto. Lui era in corrispondenza il padre con Leone X, e quindi a un certo momento Leone X, il Papa, si è accorto che questo ragazzo era intelligentissimo, preparatissimo, e lo ha affidato a Baldassar Castiglione perché lo istruisse. Baldassar Castiglione, quel famoso scrittore del Cortegiano, che tutti a scuola abbiamo sentito almeno nominare come libro. Il Marcantonio Flaminio poi ha proseguito tutti i suoi studi senza mai però laurearsi, e sempre a seguito di qualche personaggio famoso, prima Sauli, poi il vescovo di Vicenza Giberti, poi è diventato in brevissimo, perché la vita è molto movimentata di Marcantonio Flaminio, è anche stata scritta molte volte, perché mentre di Gian Antonio Flaminio non ci sono monografie, su Marcantonio Flaminio ci sono tanti studi monografici, anche in inglese sono scritti, perché il personaggio è uscito dall'ambito nazionale e è stato riconosciuto anche in ambito internazionale. Per che cosa ai nostri tempi è famoso Marcantonio Flaminio? Perché nel 1543 è comparso a Venezia, stampato, il libro Il beneficio di Cristo, anonimo, attribuito a Benedetto da Mantova, ma in realtà messo, oggi siamo sicuri, è messo in italiano decente da Marcantonio Flaminio. Questo libro però è passato sotto la rete dell'Inquisizione, che nel 1548 lo ha decretato libro proibito, ma nel frattempo c'erano state pubblicate migliaia di copie vendute, stampate a Venezia, ma poi era stato pubblicato, tradotto anche in inglese, in francese, in croato, ma niente, in queste lingue, e in spagnolo. Questo libro, quindi, nonostante avesse avuto tutta questa diffusione in queste lingue, l'Inquisizione è riuscita a reperire tutte le copie che c'erano in giro e a bruciarle. Per cui questo libro sembrava perduto definitivamente, tanto che a metà dell'Ottocento, nella cappella di St. John a Cambridge, un prete anglicano ha scoperto l'unica copia che era rimasta intonsa, che era rimasta, diciamo, di questo beneficio di Cristo, e lo ha pubblicato in fotostatica. Da qui tutti gli studiosi italiani e europei hanno cominciato a studiare di nuovo questo libro e metterlo in circolazione, e oggi è attribuito a Marcantonio Flaminio. E quindi gli ultimi 30 anni soprattutto è stata ripubblicata questa apologia del beneficio di Cristo, con studi, introduzioni di studiosi, diciamo, che si occupano del periodo del Cinquecento, del conflitto dell'ortodossia cattolica con il luteranesimo. E anche Marcantonio Flaminio per un certo periodo è stato calcolato un poco eterodosso, insomma, poco ortodosso, perché i suoi scritti naturalmente peccano forse di qualche tendenza, diciamo,
non dico luterana, ma comunque eretica, considerata eretica. Oggi di Marcantonio Flaminio cosa resta? Lui durante la vita ha pubblicato moltissimo, soprattutto ha pubblicato dei carmi. Ancora quando aveva 16 anni li ha pubblicati a Fano, e poi ha continuato in miscellanee in cui insieme a lui c'era il Navagero, il Bembo e altri scrittori, e continuamente pubblicati durante la sua vita, e altre sue opere sono sempre in latino, pubblicate, per esempio, non so, parte dell'opera di Aristotele lui l'ha commentata, poi ha commentato i Salmi di Davide, tradotti in latino e commentati, e queste pubblicazioni all'epoca hanno avuto diverse edizioni italiane, ma soprattutto sono state stampate anche a Basilea, nei centri maggiori, a Stoccarda, in Francia, a Parigi. Si trovano ancora nel mercato librario molte opere di Marcantonio Flaminio stampate in Europa, sempre in latino. La fama però di Marcantonio Flaminio come poeta, quella è durata per tutti i secoli, mentre la fama della sua esegesi biblica, degli studi biblici, è scomparsa, perché oggi non ci sono più queste motivazioni religiose che c'erano al tempo. La sua fama si è conservata nei secoli, tant'è vero che i suoi carmi latini sono stati tradotti diverse volte in italiano, anche se non integralmente, però sono stati tradotti anche in inglese e in tedesco dal latino. In più la fama di Marcantonio Flaminio ha attraversato anche l'Atlantico, perché uno dei poeti, dei scrittori più stravaganti dell'Ottocento americano, Edgar Allan Poe, che tutti conoscono per i suoi racconti straordinari, che però era anche un saggista famoso e analista di opere in latino, ha detto che i più belli carmi latini del Cinquecento sono quelli di Marcantonio Flaminio. E un altro scrittore americano del Novecento, Ezra Pound, che aveva letto i carmi del Flaminio nell'edizione di Cominiana del 1727 e del 1743, ha detto che la più bella poesia in latino del Cinquecento è quella di Marcantonio Flaminio. Quindi praticamente oggi di Marcantonio Flaminio è chiaro che ha fatto più in latino, però la città di Vittorio Veneto ha saputo riconoscere più volte la grandezza di questo personaggio, prima di tutto perché gli ha intitolato una piazza, poi gli ha intitolato un liceo, e poi qualche anno fa è stato fatto un convegno di interesse nazionale con degli studiosi provenienti da più parti d'Italia sull'opera di Marcantonio Flaminio. In più un professore di Verona, Pastore, ha scritto sia una monografia sul Flaminio e ha anche raccolto tutte le poesie, tutte le lettere in italiano che lui scrive ai suoi corrispondenti, e oggi abbiamo da 20 anni l'epistolario in italiano, e quindi i rapporti che Marcantonio Flaminio aveva con i personaggi del suo tempo. Ecco, sì, ci sarebbe da dire molto, ma siccome ho altri personaggi da illustrare, e quindi continuo. Dopo Marcantonio Flaminio possiamo citare Alessandro Citolini. Alessandro Citolini è figlio anche di Citolini, esiste ancora la casa natale perché è stata costruita dal padre, che è la casa in via Calcala, il palazzo Citolini ristrutturato anni fa, in cui l'ultimo erede è morto 30-40 anni fa, quando il palazzo poi è stato venduto dagli eredi, ma l'ultimo Citolini, proprio in linea diretta, è morto 30 anni fa, c'è la tomba a Sant'Andrea. Ecco, c'è il palazzo natale, un bel palazzo del 500, 480, 500. Citolini è nato intorno, di questo personaggio non abbiamo né la data di nascita né la data di morte, abbiamo solo delle indicazioni. È nato intorno al 1500, dal 1500 al 1505. Ha avuto una prima educazione probabilmente da Gian Antonio Flaminio, che era là,
Era figlio di un casato ricco, non nobile ma insomma ricco, e quindi ha potuto dedicarsi agli studi, e dopo gli studi compiuti in loco è andato a Venezia. A Venezia è stato allievo di Giulio Camillo del Minio, uno straordinario pseudo-scienziato, mago, che ne ha combinato di tutti i colori da un punto di vista considerato anche eretico. E il primo documento su Citolini è del 1528, quando in un fa da testimone insieme a Giulio Camillo del Minio e al pittore Lorenzo Lotto dell'architetto Servio, che stava per morire, quindi ha voluto il testamento e che ha chiamato un notaio, e questi a farlo da testimone. Poi Servio è guarito e naturalmente Giulio Camillo del Minio, che voleva prendere l'eredità, non ha preso un bel niente. Comunque, diciamo, la prima testimonianza pubblica è questa. Poi insieme al maestro Camillo del Minio lui è andato in Francia. Ha fatto più volte viaggi in Francia allora regnava il re Francesco I, e il Camillo del Minio voleva costruire una specie di teatro della sapienza, un contenitore di tutto il sapere, teatro della memoria, e ingannando in qualche modo anche l'imperatore, ma prendendo questa commissione, naturalmente veniva pagato. E il Citolini, come suo allievo, anche lui ha cominciato a concepire non una fabbrica, diciamo, proprio fisica, ma un libro in cui si poteva contenere tutto lo scibile umano, e questa è la Tipocosmia, pubblicata poi che è una specie di enciclopedia pubblicata nel 1561, che lui poi, quando è andato in Inghilterra, ha portato quasi tutte le copie. Però prima di pubblicare questa, diciamo, questo trattato, questa pseudo-enciclopedia, lui era un fautore, insieme ad altri, del superamento della lingua latina e dell'utilizzo totale e integrale della lingua italiana volgare. C'era ancora la diatriba, che ormai stava per finire, perché naturalmente tra Marcantonio Flaminio, Zantonio Flaminio e il Citolini nel 1540, in questi 40 anni, soprattutto nel mezzo del Bembo, del Castiglione, così si è deciso che bisognava abbandonare il latino e utilizzare la lingua volgare, perché fosse messa a conoscenza di tutti. Lui è stato uno di quelli che è fautore di questo, e a questo proposito ha pubblicato la lettera in lingua volgare, un opuscolo di 30-40 pagine, ancora nel 1540. Poi ha pubblicato ancora altre cose, sempre in lingua italiana. Poi insieme a Tolomei ha pubblicato un'antologia della poesia italiana, cioè non ha mai scritto niente in latino, in cui c'era una raccolta antologica di diversi autori, una ventina di autori, in cui ci sono 3 poesie sue, tutte in italiano. Quindi è un personaggio che ha scritto di poesia, ha scritto sull'utilizzo della lingua italiana, ha scritto un'enciclopedia, solo che ha aderito, lui praticamente a un certo momento ha aderito al luteranesimo, al protestantesimo, non si sa bene, insomma, e nel 1560, prima piuttosto di subire un processo per eresia, si è rifugiato a Londra. Londra era il rifugio di tutti gli eretici italiani, ben accolti. Allora c'era la regina Elisabetta, c'era già stata la rottura con la Chiesa, tra la Chiesa anglicana e quella cattolica, e Londra accoglieva tutti. Lui nel 1565 è andato a Londra. A Londra cosa ha fatto? Cercava di posti di rilievi, ha avuto sì qualche posto di rilievo, però praticamente non il successo che si aspettava. A Londra, per esempio, c'era un certo John Florio, figlio di un Florio, eretico anche lui, che ha avuto un grosso successo pubblicando il primo dizionario italiano-inglese. Il Citolini invece a Londra stava preparando una grammatica italiana, di cui il manoscritto, io ho una copia, me lo
sono fatta mandare dalla British Library, in cui praticamente non è riuscito a pubblicarla, ma c'era questo libro di grammatica italiana che poi qualche anno fa anche uno studioso universitario di Pesaro l'ha pubblicata. L'ultima notizia che abbiamo del Citolini ci viene da Giordano Bruno, quel famoso eretico che è stato bruciato vivo nel 1600 nella piazza a Roma, e che era a Londra, anche lui scappato per paura di essere preso dall'Inquisizione, e in un'opera italiana scrive, nella Cena delle Ceneri, scrive di un certo Alessandro Citolino che la plebaglia di Londra le ha rotto un braccio le cose succedono sempre come adesso, diciamo che i ragazzotti combinano quello che combinano anche allora. Si sono presa con questo Alessandro Citolini, gli hanno rotto un braccio o una che ha fracassato una gamba. Questa è l'ultima notizia che abbiamo di lui, è del 1584-1585, dopodiché non abbiamo più sue notizie e quindi praticamente si pensa che sia morto in quegli anni, e di lui è rimasto però la library, diciamo, questa sua grammatica che adesso è anche conosciuta e così. E di questo personaggio quello che c'è di rammarico è che a un certo momento lui ha dovuto passare gli ultimi 20 anni, era molto legato alla famiglia, fuori dalla famiglia di Figlia. Lui è scappato in Inghilterra anche perché a Conegliano le avevano intentato un processo al figlio, e quindi lui a 60 anni, prima di subire, diciamo, un processo dall'Inquisizione, ha pensato bene di andarsene. Oggi è un personaggio recuperato dalla critica, dalla saggistica, diciamo, italiana, così. Era stato dimenticato per un po' di tempo. È stato recuperato nel Settecento, nell'Ottocento, poi nel Novecento ci sono state diverse tesi di laurea e anche il recupero dei suoi scritti, e noi Editore Veneto volevamo fare anni fa anche un convegno su di lui, ma non è stato possibile perché poi oggi i mezzi non sono più come quelli di tempo fa, quando avevamo fatto un convegno su Guido Casoni e su Marcantonio Flaminio. Comunque questo personaggio è un personaggio che merita ancora oggi di essere studiato nella sua interezza e complessità. Un altro personaggio che non possiamo dimenticare è Minuccio Minucci. Minuccio Minucci, anche questo noi abbiamo a Serravalle tutto quello che ce lo fa ricordare. Il palazzo Minucci, oggi la fondazione, diciamo, De Carlo Minucci, è il palazzo costruito da questo arcivescovo Minuccio Minucci negli ultimi anni della sua vita, che lui probabilmente non ha visto finito, perché è morto nel 1604, il palazzo è stato finito proprio in quegli anni. Il Minuccio Minucci è nato nel 1551 e il padre era una famiglia, Minucci era una famiglia di giureconsulti a Serravalle, e quindi lo ha mandato subito a studiare a Sicilia presso un famoso maestro, il Robertello. Però il ragazzo ha sempre avuto una salute cagionevole, per cui dopo poco tempo è tornato a casa. Però in casa il papà aveva un fratello che si chiamava Andrea Minucci, il quale era un medico di chiara fama, che soprattutto serviva a Venezia, lo chiamavano a Venezia per consulti, non so, quando il cardinale Alvise Cornaro è stato chiamato a Roma, ha portato a Roma anche Andrea Minucci, allora medico, e il Minucci si è portato il nipote. Quindi il nipote è stato anche fortunato perché oltre che impartire lezioni di grammatica, latino e così, lo zio medico gli impartiva lezioni di fisica, di matematica, di scienze varie. A Roma Andrea Minucci a un certo momento si fa sacerdote
e a Roma acquista fama di bravissimo medico, ma dopo essere stato sacerdote si rende vacante la sede arcivescovile di Zara e Andrea Minucci quindi prende la sede arcivescovile di Zara, occupa la sede arcivescovile e portandosi il nipote con sé. Il nipote ormai da 18-19 anni, dopo questa prima educazione, si porta a Padova, si iscrive all'Università di Legge perché naturalmente la famiglia Minucci voleva nei propri eredi maschi che fossero o dei diplomatici o degli avvocati o dei notai, insomma, quindi lui studia legge, però non ha nessuna intenzione dopo di seguire, si laurea subito in brevissimo tempo. E un altro poeta seravallese, Giovanni Piazzoni, indica a un Porcia che era nunzio apostolico per la Germania come segretario, che andava in cerca di un segretario, questo Minucci, questo giovane Minuccio Minucci, se lo porta in Germania. In Germania allora eravamo nel pieno della crisi, intorno al 1530-35, eravamo nel pieno della crisi, diciamo, nella lotta tra i cattolici e i luterani, in piena epoca, poi si è andato in controriforma, per cui c'era una metà della Germania che stava aderendo al protestantesimo e un'altra metà che resisteva, quindi praticamente il nunzio apostolico aveva da fare per cercare di tenere legate alla Chiesa Cattolica molte diocesi. Questo Porcia però improvvisamente muore all'età di 38 anni lasciando il Minucci sulla strada. Il Minucci non si perde d'animo e dice: voglio fare il diplomatico del vescovo Mandruzzato di Trento, e quindi poi viene a Trento, poi ha dei contatti con la corte romana pontificia, perché era già un diplomatico che si faceva vedere, torna, viene mandato di nuovo in Germania, e in Germania nel 1537 si fa sacerdote, quindi aveva già 37-38 anni quando lui decide di farsi sacerdote, e prende la strada intraprende la strada dell'annunziatura, però si fa ben volere dai Wittelsbach, diciamo i regnanti di Baviera, e in una famosa, diciamo, diatriba nella diocesi di Colonia, che era la diocesi più importante della Germania, che il Papa non poteva perdere questa diocesi perché altrimenti tutta la Germania sarebbe diventata protestante. C'è stata una coalizione di italiani e spagnoli, soldati, capitanata dal Farnese, per non perdere, quindi c'era una guerra tra diciamo chi voleva la diocesi sotto i protestanti, chi voleva, e naturalmente sono andati a finire in una guerra. In questa guerra lui ha fatto da segretario al Duca di Baviera. Qua il Duca di Baviera, dopo la conquista di un castello che era Novesio, ha voluto una relazione da parte del Minucci. Questa relazione, scritta in italiano, è stata considerata persa da sempre, invece è stata stampata nel 1586 a Cremona, e io fortunatamente ho avuto una copia, c'è solo una copia da Praenese, l'ho pubblicata qualche anno fa, si chiama Assedio di Novesio, vale la pena di leggerla, perché noi quando parliamo delle lotte di questi tempo fa, adesso dico le cose con l'ISIS, guardate che le stesse cose le abbiamo fatte. Allora in questa città c'erano 3.000 soldati a servizio dei protestanti, fuori c'erano 10.000 soldati italiani e spagnoli a servizio dei cattolici. Hanno chiesto di arrendersi, i tedeschi non si sono arresi perché è chiaro che loro non si arrendono mai, però naturalmente a un certo momento hanno assaltato poi le forze italo-spagnole le mura, e cosa hanno fatto? Li hanno ammazzati tutti.
E tutto è finito con un solenne Tedeum in omaggio al creatore, perché la città è stata ridata al cattolicesimo. Quindi praticamente questa è la relazione che ha scritto il Minucci. Poi il Minucci, quando era in Germania ancora, ha scritto la vita di Sant'Augusta in latino. Vista la personalità di questo Minucci, la corte romana lo ha chiamato a Roma e in pratica lo ha tenuto per 10-15 anni a fare lo storico, il diplomatico, sempre come studioso, mai come rapporti esterni, anche perché lui era prigioniero di salute. Ma probabilmente a Roma aveva anche dei contrasti di carattere con la struttura come li vediamo che ci sono anche al giorno d'oggi all'interno del Vaticano, quindi c'erano anche allora. E quando si è liberata la sede arcivescovile di Zara, dove era stato già lo zio, lo hanno invitato a prendere l'episcopato Zara. Guardate, per lui è stato un ripiego, perché non era una grande sede arcivescovile. Per lo zio probabilmente sì, ma per Minucci no. Comunque lui ha accettato, è andato a Zara, era già nel 1591-92, non mi ricordo, e a Zara però il clima non era confacente, così chiedeva sempre di poter allontanarsi, fino a che nel 1602 ha chiesto di definitivamente lasciare la sede, è venuto a Serravalle, è stato poco tempo a Serravalle, poi è stato invitato da re di Baviera di andare a Monaco. A Monaco è andato nel 1603 e lì hanno perorato alla causa perché fosse creato cardinale, probabilmente lo avrebbero anche fatto cardinale, solo che è morto nel marzo del 1604. Tra parentesi, nel 2004, quindi nel 400° anniversario della morte di Minuccio Minucci, una delegazione di Vittorio Veneto con il sindaco di Vittorio Veneto, che allora era Scottà, e con il vicario, Monsignor Pagotto, siamo andati a onorare un po' la memoria insieme alla città di Monaco di Baviera, perché esiste ancora la tomba dei Minucci, si trova nella cappella, nella chiesa dei Gesuiti di Monaco di Baviera, c'è la lastra tombale ancora ben conservata, quindi abbiamo fatto un omaggio nei 400 anni della morte a questo arcivescovo Minucci. Però, come voi direte, come letterato cosa ha fatto? Come letterato ha fatto tantissime cose. Intanto è scritto la storia degli Uscocchi, che è una delle fondamentali storie per concisione, precisione, così un opuscolo di non tante pagine, pubblicato ancora quando lui era in vita, nel 1602. Poi questa storia è stata continuata da Paolo Sarpi e pubblicata nel 1610-1616 con delle varie aggiunte e ripubblicata sempre fino ai nostri giorni. È un'opera fondamentale. Poi però il Minucci, quando è andato in Germania, prima di morire, ha lasciato tutti i suoi scritti, tutto il suo patrimonio nella casa che aveva appena costruito, che è rimasta dei Minucci fino al 1850-60, quando l'ultimo Minucci, che non c'era più, che aveva sposato Gela, hanno venduto il palazzo come stava e giaceva ad un nobile, al nonno di Camillo De Carlo praticamente, il quale cosa ha fatto? La casa l'ha svuotata e tutto l'archivio che c'era dentro di secoli, compreso tutta la roba del Minucci, l'ha venduta ad un antiquario di Torino. Questo antiquario di Torino l'avrà anche offerta in Italia, ma l'ha comprata all'Istituto Germanico, prima di Prussia, e poi praticamente è stata portata a Roma e oggi centinaia di faldoni di tutto il materiale del Minucci, compreso l'epistolario, compreso tutto, si trova all'Istituto Germanico Italiano di Roma. E questo io ho parlato più volte con il direttore Kreller, i quali hanno fatto anche un catalogo, e il catalogo è a disposizione degli studiosi,
se qualcuno vuole mettersi a ricostruire l'epistolario o qualche cosa delle Minucci, abbiamo tutto il materiale a disposizione a Roma. Ho ancora tempo? Ecco, un altro personaggio interessantissimo è Guido Casoni, che naturalmente in 5 minuti non si può parlare, però mi piace dire del Casoni questo. Se andate nella chiesa di Santa Giustina, tutti vanno a vedere il monumento indirizzato da Camino, però di fronte al monumento indirizzato da Camino c'è una tomba, che è quella di Guido Casoni, che c'è un epigrafo in latino. Io non la leggo in latino, in italiano provo a dire questo. Se l'ha scritta lui, il cavaliere Guido Casoni, illustre giurista e oratore, principe dei lirici italiani, dopo aver egregiamente consigliato, arringato e poetato, vi riposa in pace. Ma non tace e non si nasconde chi scrisse per essere ricordato da tutti. Il necrologio dettato dal defunto sembra essere eccessivamente presuntuoso, ma in realtà non è vero, perché è tutto vero quello che lui ha scritto, solo che la sua fama, diciamo, di uomo, di avvocato e così è stata riconosciuta in vita. La sua fama di poeta è stata riconosciuta solo in vita e poi naturalmente è stata riconosciuta solo a partire dal libro di Emilio Zanette, Guido Casoni, un libro scritto intorno nel 1925. Perché per tutti questi secoli la poesia di Guido Casoni è stata completamente dimenticata. Anche Benedetto Croce, che ha aperto la sua collana di scrittori d'Italia nel 1911 con i lirici marinisti, in questa antologia ci sono tutti, cominciando da Giambattista Marino, ma manca Casoni. Il recupero è solo dovuto a Zanette, e dopo da Zanette naturalmente lui non ha scritto solo poesie, ha scritto trattati, ha scritto dialoghi, la magia d'amore, eccetera. Abbiamo esaltato la sua figura di letterato in senso proprio pieno con un convegno che abbiamo tenuto pochi anni fa, di cui ci sono gli atti a disposizione. Comunque è un personaggio, anche di quello ci sono delle memorie ancora visibili a Vittorio Veneto, perché è nato a Serravalle. Allora, grazie Giampaolo Zagonelli. Ora ci sarebbe la lezione della dottoressa Irene Spada, la quale si trova a Campobasso per lavoro e quindi non può essere presente in persona, diciamo. Le ho chiesto un video, ha mandato un video che io ho già visto ed è bellissimo. Qual è il problema? Il problema che abbiamo scoperto adesso con il tecnico della sala, che la sala non ha il collegamento tra il mio computer, il collegamento audio tra il mio computer e il video. Quindi è un peccato, perché anche cercando in qualche modo di farlo sentire, l'audio sarebbe scadente. E non mi piace che una lezione così bella venga sacrificata perché manca questo. Allora come faremo? Faremo così. La prossima lezione, anziché di 3 relatori, sarà di 4. Quindi le 2 ore saranno piene, cominceremo giusti alle 16 e finiremo giusti alle 18, anche perché il museo chiude, quindi ci fanno uscire. Però qui ora mi dispiacerebbe appunto che fosse sentito male, non ne vale la pena. Non solo per voi, ma anche perché questo diciamo non andrebbe bene neanche per chi ci segue tramite Facebook. Quindi è importante, insomma, che la sala ci dia tutta l'attrezzatura che ci serve perché la lezione sia completa, bella
La prossima lezione sarà dunque il 24 ottobre. 24 ottobre inizieremo quindi con la lezione sul Serravalle della dottoressa Irene Spada, poi ci sarà il dottor Massimo della Giustina con la contea di Ceneda, la dottoressa Bevilacqua e la dottoressa Uliana con arte a Ceneda e Serravalle, e ancora una volta Irene Spada con un secondo video ci parlerà dell'economia e della società a Ceneda e Serravalle. È sempre dentro il periodo veneziano, quindi non perdiamo niente, anzi cadiamo bene diciamo all'interno del programma. Mi spiace di questo contrattempo, ma preferisco così, preferisco che sia visto e sentito bene. Vi ringrazio, buon pomeriggio a tutti e alla prossima.